In questo numero, Portogruaro e Caorle La Salute sull'orlo della crisi. Giulia Sagittaria campione d'inverno. Ponte Crepaldo, un poker per uscire dal tunnel. In seconda categoria continua la marcia del Pramaggiore. Novità in vista per la terza categoria, le dichiarazioni del presidente regionale Giuseppe Ruzza. In Serie D femminile il Portogruaro aggancia la vetta. Nel basket, sconfitte per Caorle e Portogruaro. In promozione Terremoto alla Fossaltese, Baloncesto vince con Fontana Fredda. Portogruaro scommette sul mini basket. Il punto sul volley del Veneto Orientale. Dodicesima giornata. Il calcio dilettantistico del Veneto sta volgendo il suo giro di boa. È stata un'altra settimana di passione a Portogruaro e Caorle, il fronte caldo del calcio del Veneto Orientale, realtà partite con ben altri propositi ma che in promozione sono ormai state assorbite nei bassi fondi della classifica e dove si attende con impazienza il mercato di riparazione al fine di colmare evidenti lacune emerse. Invece a San Donà in eccellenza la vittoria sul Martellago ha alimentato nuovi entusiasmi. Il tentativo di scalata al vertice continua, sebbene la Piovese abbia ripreso a correre ed il distacco sia rimasto immutato. È chiaro che tutto passa attraverso una continuità di rendimento. Domenica scontro diretto sul campo della capolista, un esame oltremodo importante per gli uomini di mister Pasa che per potersi concretamente candidare alla vittoria finale non possono permettersi di fallire. Primo sorriso anche dell'Ia Piava di mister Mauro Tossani che ha regolato di misura in un delicato scontro in zona play-out il Saonara Vilatora. In promozione continua l'altalena al vertice della classifica. Il Portomansuè è caduto in casa dal miglior conegliano della stagione, dovendo così lasciare lo scettro della capolista al tandem composto dal Fontanelle che ha regolato il Portogruaro e dallo Pitergina passata a Caerano. Per gli uomini di mister Lombardi la terza sconfitta di questo girone d'andata non è un incidente di percorso, il che tradisce qualche problema per una squadra che alla vigilia, alla pari del Treviso, avrebbe dovuto uccidere il campionato. Anche i portacolori del capoluogo della Marca non riescono a decollare in via definitiva. A 90 non sono andati oltre la parità, ma in questo caso hanno pesato alcune decisioni arbitrali che hanno fatto alzare la voce al presidente Luca Visentin. Per Portogruaro e Caorle La Salute invece siamo sull'orlo della crisi. La battuta d'arresto del Granata sul campo della capolista Fontanelle è sicuramente meno pesante di quanto non sia stata quella casalinga dei litorani al cospetto di una milanese invischiata nelle acque torbide della bassa classifica. Problemi opposti per i due tecnici. In riva Lemna mister Gava non è riuscito ancora a far decollare una squadra che segna col contagocce. Mister Carraro invece è alle prese con una retroguardia che fa acqua da tutte le parti e con un collettivo che più in generale ha bisogno di urgenti interventi per tamponare le falle che altrimenti rischiano di far affondare la barca. In prima categoria si è interrotta a 11 la serie di vittorie consecutive della Giulia Sagittaria. Lo scontro al vertice con i Fossalta Piave non è andato oltre il risultato ad occhiali in una partita priva di emozioni. I concordiesi hanno dunque fallito l'occasione di ipotecare già da ora la promozione diretta, ma non è sicuramente un risultato negativo, dato che in vetta alla classifica con il Bibione che analogamente non è andato oltre la divisione della posta in palio sul campo del Treporti, è rimasto tutto immutato con i concordiesi sempre avanti di 11 punti e quindi a 3 giornate dal giro di boa matematicamente campioni d'inverno. Era una partita difficile, lo sapevamo, e sapevamo che c'era la possibilità di interrompere la striscia positiva. Ci sta, è giusto, squadra del Fossalta è una squadra tosta, rognosa, una squadra forte comunque nei singoli, dunque sapevamo, eravamo preparati, dunque va bene così, dunque non c'è niente da rammaricarsi, anzi va bene così, continuiamo il nostro percorso e pensiamo alla partita di domenica prossima. Un buon primo tempo, avete comunque faticato a trovare sicuramente spazi. Sì, perché loro sono venuti qua a difendersi, abbiamo trovato una squadra che ha badato più a difendersi che a giocare, ma ci sta, sapevamo, conoscevamo la forza del Fossalta, è una squadra costruita per vincere, è una squadra che in questo momento ha delle difficoltà di classifica rispetto a noi, però sono secondi, non dirà qualcosa questo, dunque abbiamo mantenuto a distanza di 11 punti, questo ci permette di essere campioni d'inverno e comunque di ragionare con un po' più di serenità alle prossime partite. Ciò non toglie che abbiamo
abbiamo disputato un'ottima gara dal mio punto di vista, i ragazzi si sono preparati bene durante la settimana, hanno fatto tutto quello che avevamo programmato di fare per affrontare al meglio il Fossalta, l'hanno fatto, devo fare veramente un applauso ai ragazzi perché si sono veramente impegnati tanto con una squadra forte. Sì. Una partita che tutto sommato non è stata così entusiasmante, ma d'altronde si sapeva che poteva essere difficile da interpretare quest'oggi. Sì, sicuramente difficile da interpretare anche perché loro sono una squadra che ha dimostrato il suo valore in campo, insomma, con le 11 vittorie consecutive, quindi li abbiamo resi un po' più umani pareggiando qui in casa loro, quindi però tanto di cappello, una squadra ben fornita in tutte le parti e che gioca un buon calcio. Abbiamo avuto qualche occasione, non è che abbiamo evitato di giocare e di provarci, quindi è chiaro che siamo stati un po' più attenti alla fase difensiva, concedendo poco perché anche loro effettivamente non hanno fatto un tiro in porta. Ecco, tracciando un po' un bilancio di questa vostra prima parte di campionato, merito della Giulia che è riuscita ad avere una marcia incredibile, o avete avuto anche qualche demerito voi per quanto riguarda questo divario che c'è in classifica? Sicuramente, lo ribadisco, i punti che hanno fatto sono fuori dalla norma, quindi ha fatto, se non sbaglio, tra Coppa e campionato 17 vittorie e questo è il primo pareggio, quindi non c'è fortuna, è tutto meritato. Noi abbiamo fatto un trend che se non ci fosse stata la Giulia saremmo stati lì a qualche punto dalla prima, non con un divario così grande come adesso, insomma, sono tanti punti. In coda, nello scontro diretto con il Ponte Crepaldo e Raclea, è arrivata l'ennesima pesante sconfitta per una Fossaltese che, continuando di questo passo, difficilmente riuscirà ad evitare la retrocessione diretta in seconda categoria. Gli emissari del mercato biancoverde stanno cercando disperatamente rinforzi tali da poter lasciar viva la speranza in un miracolo, ma l'impresa si sta rivelando oltremodo complicata. Per il Ponte Crepaldo invece sono stati 3 punti d'oro, utili più che mai ad infondere fiducia e ad alimentare l'entusiasmo della truppa di mister Riccardo Bianco. Sì, una partita che ci voleva assolutamente la vittoria, perché noi avevamo 9 punti ma loro ne avevano 1, quindi se loro vincevano venivano tanto sotto. Era una partita che alla morte, come ho detto in spogliatoio, non siamo, anche se stiamo giocando bene, stiamo tirando su risultati, ovviamente siamo sempre nella bassa classifica e bisogna tirarsi sulla manica e con umiltà vincere, e oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. Beh, diciamo che adesso nelle ultime 3 partite, a parte l'ultima sconfitta, ma avevate comunque mostrato buoni segni con i 2 pareggi consecutivi. Questo appunto prosegue un buon percorso. Veniamo da un pareggio, una vittoria, innanzi 2 pareggi e la sconfitta con il Treporti è stata una sconfitta un po' particolare. Imbroglia il risultato 4-0 e mi sono assunto io le responsabilità, gli ho detto anche in spogliatoio il martedì, perché sull'1-0 ho provato a giocare con 3-4 punti per ribaltarla e là o la va o la spacca, e delle volte capita che spacca e non è andata. Però per il resto abbiamo subito pochissimi gol, anche oggi 0, abbiamo preso solo un gol da Ponzano, lasciando perdere i 4 del Treporti ovviamente, solo un gol dal Ponzano, e io sono soddisfattissimo perché abbiamo preso la squadra da ultima in classifica, adesso stiamo viaggiando bene. 0-0 in casa del Bibbione. 0-0 in casa del Bibbione, che era mi sembra 7-8 domeniche che non perdeva, siamo stati noi i primi a pareggiare là, e infatti il suo allenatore era molto incazzato. E a Ponzano abbiamo pareggiato in casa nostra 1-1 col Ponzano, ma il Ponzano è una gran squadra, non era una squadra a livello nostro. Abbiamo fatto anche là con il cuore, con la tecnica, con la tattica, con l'organizzazione, ne siamo venuti fuori come adesso e come mi auguro anche più avanti. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro.
In seconda categoria neanche il Cegge è riuscito a rallentare l'inarrestabile marcia del Pramaggiore. I blaugrana di mister Benetti sono passati in trasferta per 3-0, dimostrando che non esiste alcun avversario in grado di tener loro adeguatamente testa. 12 vittorie consecutive, 36 punti inanellati, ormai l'unica squadra veneta a non avere mai perso un punto, e davvero di questo passo non si vede concretamente quando e con chi i primi della classe possano perderne. Sul loro cammino l'avversario più insidioso da affrontare è l'appagamento da vittorie in serie. Tengono il passo a distanza Musile, Mille, San Stino e Burano, ma questi sembrano essere i top club del campionato degli umani. In coda naspano sul fondo Villanova, Sindacale e Lugugnana, tutte travolte nell'ultima di campionato. Il taglio veneto del neotecnico Renzo Marzio non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 al cospetto della San Giorgese, restando ancorato poco sopra la zona play-out. In terza categoria, dopo lo scivolone con la Vigor della scorsa settimana, la capolista Silea non si è fatta sfuggire l'occasione, davanti al Cesarolo, una delle squadre materasso del torneo, di riprendere a correre, mantenendo inalterato il vantaggio di 2 lunghezze sul Casier d'Osson, che ha travolto l'Altino. Campionato dunque interessante al vertice, dove non mollano neanche Basal Galletto e Dimosto, terze in condominio a 4 lunghezze. Una terza categoria che del prossimo anno dovrebbe mutare radicalmente. Per il Veneto orientale si va infatti verso il campionato comune con il Friuli Venezia Giulia. La decisione ormai è già stata presa, si tratta solo di affinare gli aspetti organizzativi, come confermatoci dal presidente regionale Giuseppe Ruzza. Allora, la crisi è soprattutto in questo sito geografico. Proprio quando è stato sabato scorso noi abbiamo fatto un consiglio congiunto con il Friuli e abbiamo gettato le basi proprio con l'intervento di Roberto Mamerti, che è il rappresentante del territorio, di questo territorio, oltre che vicepresidente, per un connubio proprio fattivo fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, che riguarda la terza categoria, ma che riguardano anche il discorso soprattutto dell'attività di base, per evitare lunghi percorsi alle società, cosa che avevamo promesso 2 anni fa, credo, no, Roberto, alle società del territorio, e che intendiamo portare avanti in questo nostro secondo mandato. Non è stato comunque facile poter dialogare col Friuli a suo tempo, com'è lo stato delle cose adesso? Credo benissimo, non è stato facile, forse anche un po' per colpa nostra, perché noi magari come cugini maggiori abbiamo detto ma lasciamo stare, perché imbarcarci in richiesta di deroghe è sempre laborioso e faticoso. Però i rapporti c'erano prima, ci sono benissimo adesso, tant'è che finalmente ci siamo ritrovati assieme e abbiamo visto che insomma gli intenti sono gli stessi, e quindi non c'è desiderio di supremazia da parte nostra, non c'è altro desiderio da parte loro, se non quello di fare il bene delle società nostre e loro, insomma, quindi soprattutto le società qua di confine. Possiamo così analizzare un po' l'andamento del calcio veneto. Il calcio veneto in questo momento sta andando abbastanza bene, nel senso che noi siamo obbligati a vedere il comportamento degli arbitri, oltre che dei giocatori e delle società, e quindi anche il comportamento dei tifosi, e sotto l'aspetto disciplinare, sommando tutti questi fattori, non stiamo andando male, anzi, insomma, ma anche qua tocchiamo ferro, insomma, a parte qualche episodio strano di pseudo-razzismo, di pseudo-offese razziali, soprattutto nel settore giovanile, che ci lasciano un po' perplessi perché non sono chiarissime. Per il resto fino ad ora non dobbiamo lamentarci, magari continuasse così. E in Serie D femminile il Portoguaro ha completato la scalata in classifica. 3 adesso le squadre al comando, sfruttando la battuta d'arresto della capolista Villorba nello scontro al vertice con il Futuro Giovani. Le Granata, vittoriose al Mecchia sull'Albignasio, hanno agganciato in testa trevigiane e pordenonesi, pronte adesso a sfruttare ogni minimo passo falso per provare a prendere il volo. Sì, c'è la prima classifica, noi abbiamo fatto la nostra strada, siamo riusciti a battere la Bignasio, che comunque non era una partita facile, perché comunque loro avevano una buona difesa, però le ragazze sono entrate convinte, vogliose di portare a casa il risultato, non abbiamo mollato mai, neanche un centimetro in campo, neanche un minuto,
il punteggio poteva anche essere superiore sicuramente, perché loro hanno fatto tiro in porta, però hanno una buona difesa, e quindi anche per avversari tipo il futuro per Villorba incontrare squadre del genere non sarà sicuramente facile, e questo fa ben sperare soprattutto anche per il futuro. Adesso dobbiamo pensare comunque di fare il punteggio con le ultime 2 partite che abbiamo a Venezia fra 2 domeniche e il Longarone. Il calendario cambia, avete chiesto il posticipo della partita con il Venezia e la giocherete anche questa allo Stadio Mecchia. Sì, abbiamo anche la fortuna di giocare al Mecchia, sicuramente un palcoscenico diverso. Già domenica si è sentito, anche i tifosi hanno fatto la loro parte, anche gli avversari quando vengono a giocare lì al Mecchia hanno un colpo d'occhio diverso, sicuramente anche per le nostre ragazze giocare lì con un campo erboso praticamente perfetto sta bene a tutti, insomma questo fa molto piacere. Finalmente siamo prime, abbiamo lottato, abbiamo sperato e finalmente con domenica siamo riusciti ad ottenere il primo posto e siamo molto contenti. Adesso dobbiamo essere brave a mantenere questo primo posto, lottando tutte le partite e dimostrando di essere sempre all'altezza. Una squadra che ha avuto purtroppo quel passo falso là a Villorba, altrimenti potreste aver già preso il largo. Sì, è stato un passo falso, ma allo stesso tempo ci ha fatto capire quanto ci tenevamo a far bene, a raggiungere questo primo posto. Forse ci ha dato più motivazione ancora e ci è servito. E sì, se non facevamo quel passo falso forse saremmo in vetta, staccate da tutto il resto delle squadre, ma non importa, siamo qua e ci crediamo e tutte le partite sono importanti per raggiungere il primo posto e portarci a casa quest'anno il primato. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Tutte sconfitte le maggiori squadre del Veneto orientale. In Serie C Gold Caorle è finito KO con Riese Pio X, mostrando una certa avversione alle trasferte. Ai gialloblu non sono bastate le prestazioni in doppia cifra dei vari Bovolenta, Rizzetto e Bianchini per avere la meglio sui trevigiani. Fatale il secondo quarto, dove Caorle è scivolata a -14 senza poi mai riuscire a rientrare in partita. In ragione di questa battuta d'arresto i gialloblu sono scesi al 5° posto della classifica. La 10ª giornata ha fatto registrare la sorpresa Verona, andata a vincere a Oderzo. Per il resto tutto secondo copione. In Serie D è fuga per il sistema Pordenone. Nel derby d'alta classifica con Aviano i pordenonesi si sono imposti dando prova di grande superiorità. Agli arancioblu tiene testa solamente Sacile, che ha letteralmente demolito Rorai. Casassa è invece caduta ancora anche a Cussignacco, una terza sconfitta consecutiva che ha portato i biancorossi a dover sentire il fiato sul collo di un folto gruppo di inseguitrici. Non si parla di crisi, ma il momento è comunque delicato. Ma la sorpresa della giornata è la prima vittoria della stagione di Azzano nel derby con il San Vito, risultato che lascia Portogruaro in fondo alla classifica. I Granata di coach Romanin hanno ceduto a Gonarso, offrendo una prestazione al di sotto delle attese. Sicuramente domenica non è stata una bella prova per la nostra squadra, perché comunque era una squadra alla nostra portata, pienamente alla nostra portata, e erano sicuramente fisicamente inferiori a noi. E comunque abbiamo sempre dato il massimo, non riuscendo però a concludere azioni d'attacco e alternate con azioni in difesa in cui perdevamo l'uomo, in cui ci sono state appunto delle azioni secondo me di scarsa attenzione da parte nostra, non perché comunque non abbiamo le capacità, ma appunto per l'attenzione, perché stiamo lavorando duro, stiamo lavorando concentrati in tutti gli allenamenti e non riusciamo ancora a capitalizzare ciò che facciamo in allenamento e anche nelle partite,
questo sicuramente dovrà arrivare, deve arrivare, perché comunque è il nostro obiettivo e ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere questo obiettivo, appunto. Già dalla prossima partita in casa. La prossima partita in casa è appunto contro Geatti. È una partita un po' più difficile appunto di quella che abbiamo avuto questa domenica, perché comunque hanno più esperienza, hanno più fisicità di noi, comunque ce la metteremo tutta e speriamo di portarla a casa come speriamo per ogni partita. In effetti anche in questa partita proprio è stato l'approccio iniziale non giusto a causare in gran parte l'andamento poi successivo della gara. In verità abbiamo anche preso dei buoni tiri che non sono entrati, viceversa in quella frangente lì abbiamo subito un parziale che poi siamo comunque riusciti a recuperare alla fine del primo quarto, ma ci ha comunque messo in partita non con lo giusto spirito, con lo giusto atteggiamento che invece avremmo dovuto avere, perché nell'ultima gara l'avversario era sicuramente un avversario decisamente più alla nostra portata rispetto a quelli precedenti. È vero che però questi ragazzi giocano 2 partite a settimana e ogni 3 o 4 giorni hanno una partita che per loro è tosta, e vista la loro giovane età è abbastanza normale che ci siano degli alti e bassi nell'arco sia da una partita all'altra, ma anche nell'arco della partita stessa. Ciò nonostante non è tutto da buttare via, perché abbiamo comunque fatto delle buone cose, abbiamo comunque recuperato il break del primo quarto, abbiamo comunque giocato un terzo e quarto tempo assolutamente alla pari, anzi cercando anche di rientrare, quindi comunque il percorso che stiamo facendo è un percorso che comunque di settimana in settimana ci dice che stiamo accorciando le distanze a livello senior da noi agli altri, e quindi va bene, continuiamo a lavorare sempre con lo stesso impegno ogni settimana per cercare di far meglio, di recuperare il gap più in fretta possibile, gap che è quasi più di esperienza a questo punto che di tecnica. In promozione si è registrato un autentico terremoto alla pallacanestro fossaltese. Dopo la vittoria di Sacile, che ha permesso ai biancoverdi di rimanere in scia alla capolista Spilimbergo, coach Paolo Giollo ha rassegnato le proprie dimissioni, avendo riscontrato una frattura insanabile con la squadra. La società si sta guardando attorno, ma con molta probabilità per la successione si opterà per una soluzione interna. Per quanto riguarda le altre 2 rappresentanti del Veneto orientale, il BVO Annone Veneto è incappato in una battuta d'arresto sul campo del Fiume Veneto. Seconda vittoria invece per baloncesto. A Gruaro gli arancioneri di coach Tesolin si sono imposti con il Fontana Fredda di 1 punto. 62-61 il finale, con i padroni di casa che dopo un gran avvio hanno offerto il fianco agli avversari, permettendone il rientro. Finale punto a punto, decisiva l'ultima palla persa dei pordenonesi in attacco, che ha vanificato la possibilità dell'ultimo tiro. Sì, abbiamo dominato per 3/4 della partita, giocando molto bene, però quando il Fontana Fredda è iniziato a essere un po' più chiuso a zona, il tiro da fuori non entrava, e da sotto abbiamo faticato fino a che ci siamo spenti, però all'ultimo c'è stata la fiammata e secondo me la vittoria è meritata anche per le belle giocate che abbiamo fatto, perché abbiamo giocato veramente a basket. Io sono iniziato questa settimana, non li conosco ancora bene, non abbiamo magari 2 o 3 meccanismi di base, e quindi forse anche questo ci ha fatto un po' spegnere nel finale, buttare via un vantaggio mi sembra di 14 punti. Comunque la seconda vittoria in questo campionato, è vero che lo riconosci tanto bene, però in linea di massima che obiettivi ti ha dato la società? La società mi ha dato l'obiettivo di amalgamare questo gruppo che aveva bisogno di una guida, e vediamo strada facendo che obiettivi possono uscire, però secondo me si può fare veramente un bel campionato, perché ho visto dei giovani molto interessanti e dei senior pronti a insegnare, ma anche sanno giocare a pallacanestro. Coach Miotti, una sconfitta sul filo di lana, purtroppo avete sbagliato il pallone, avevate il pallone in mano dell'ultimo tiro, l'avete perso in maniera così malamente ed è arrivata questa sconfitta. Sì, ma al di là del pallone perso abbiamo pagato alcuni errori, soprattutto difensivi. In attacco siamo riusciti a recuperare il gap, eravamo sotto di 14, quindi onore al baloncesto che comunque ha tenuto, ha retto, e gli ultimi secondi, gli ultimi palloni importanti se li è giocati bene.
Ecco, un campionato che per voi cosa dovrà dire? Quali sono i vostri obiettivi? Ma di salvarsi, insomma, quantomeno di riuscire a entrare ai playoff come settimi, ottavi, comunque ci interessa salvarci e onorare il campionato. Nell'ambito del progetto Energy Basket a Gruaro è andato in scena domenica mattina un torneo di mini basket che ha visto scendere in campo gli aquilotti di Baloncesto, Polisportiva Concordia e Pallacanestro Portogruaro. Vittoria di quest'ultimi, un segnale di crescita per la linea verde dell'Emene in questa stagione dove il settore del mini basket è tornato ad essere al centro dell'attenzione. Sì, il mini basket quest'anno finalmente, posso dire, gli abbiamo dato la giusta attenzione, abbiamo fatto un lavoro, stiamo facendo un lavoro molto interessante sulle scuole, tutte le scuole primarie, quindi le nostre ex scuole elementari per capirci. Abbiamo avuto apertura in quasi tutte le scuole e i nostri insegnanti stanno raccogliendo le adesioni. Quello a cui puntiamo è integrare i numeri a livello mini basket, perché poi si sa che da un largo consenso a livello mini basket vengono fuori gruppi numerosi anche nelle giovanili. Il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di qualità, non solamente incentrato sul basket, soprattutto nelle scuole, ma sulla psicomotricità, argomento molto interessante e molto sentito dalle maestre e dalle insegnanti nelle loro classi. La settima giornata dei tornei regionali di pallavolo ha visto un bilancio complessivo per le rappresentanti del Veneto orientale di 3 vittorie e 3 sconfitte. In Serie C femminile il Volley San Stino ha regolato in riva a Livenza la SD Grumolo, rimontando l'iniziale set vinto dalle ospiti per 25-22. L'Iventina in classifica a quota 6 e dunque più che mai in corsa per la salvezza. In C maschile nel girone A, dove comandano i vicentini del Faizanè, il Volley Team Club di Bione Mare si è inchinato in trasferta al Chioene Padova. Sotto di 2 set i sandonatesi hanno reagito recuperando con autorità lo svantaggio sino a trascinare il match al quinto set perso per 15-9. Portogruaro invece è a segno in trasferta nel girone B. I biancoverdi si sono imposti per 3-0 a Solesino coi parziali di 25-16, 25-19, 25-23, riscattando in tal modo le ultime 2 battute d'arresto. Portoguaresi adesso alla ricerca della continuità per scalare una classifica che li vede a quota 7, distanziati di 5 lunghezze dalla capolista Aduna Volley. Sabato arriva al Palalovisa l'Altair Volley. Anche in Serie D femminile Sandona ha ripreso a correre con il 3-0 rifilato agli orizzonti. Lo Jesolo invece ha ceduto 3-2 in casa contro il Volley Grifone e sortegramma anche per la Pallavolo Concordia. In casa davanti al Susegana, match al quale si riferiscono queste immagini, le biancorosse hanno opposto solamente una flebile resistenza, lottando ad armi pari solamente nel secondo parziale, perso per 26-28, dopo che si erano trovate a condurlo per 23-20. Squadra desolatamente sul fondo della classifica, ormai in preda alla paura di non farcela, il che complica ulteriormente il già difficile compito di coach Zago. Concordia nel prossimo turno sarà di scena sul campo della Codigesi, in quella che in ottica salvezza appare sempre più come una sorta di ultima chiamata.